Salve a tutti! In questo video vi parlerò del plebiscito veneto del 1866, un argomento al centro spesso di diverse polemiche che contestano la validità appunto di questo plebiscito e di conseguenza anche la validità dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia. Il plebiscito si tiene il 21 e 22 ottobre del 1866 ed è previsto dalla pace di Vienna del 3 ottobre 1866 tra Italia e Austria, quindi la pace che conclude la terza guerra d'indipendenza. Questo trattato di pace prevedeva che il Veneto venisse ceduto dalla Francia al Regno d'Italia previo il consenso delle popolazioni debitamente consultate, quindi tramite previo appunto un plebiscito. Il plebiscito appunto dà come risultato la stragrande maggioranza dei sì, insomma come era ovvio e scontato per quanto riguardava i plebisciti dell'epoca. I sì sono 647.246 in base ai dati appunto che sono stati ricavati da varie fonti, i no sono 69 su circa 2 milioni di abitanti. Ecco, questi sono i fatti, per dirle in poche parole. Intorno a questi fatti sono state avanzate diverse interpretazioni che hanno voluto far passare appunto il plebiscito veneto come un plebiscito truffa. Alcuni hanno contestato appunto l'altissimo numero dei sì, indice appunto a loro dire di brogli elettorali, altri hanno contestato il fatto che voti solo una piccola parte della popolazione, altri hanno sottolineato il fatto che il Veneto viene comunque ceduto al Regno d'Italia il 19 ottobre del 1866, quindi ben prima del plebiscito. Altri ancora più attenti puntualizzano che in realtà il 19 ottobre del 1866, presso l'Albergo Europa a Venezia, il Veneto non viene ceduto al Regno d'Italia, ma viene ceduto a se stesso e quindi in teoria avrebbe potuto rimanere autonomo. Ecco, queste sono le varie interpretazioni che sono state fatte, date insomma in questi ultimi anni. Ecco, bisogna diciamo cercare di porre attenzione al contesto, soprattutto capire come si arrivi al plebiscito del 21 e il 22 ottobre. Sottolineo questo perché questo plebiscito compare nel trattato di pace di Vienna per la prima volta. In realtà ci sono diversi trattati e accordi, insomma, sia precedenti che durante e poi seguenti la terza guerra di indipendenza, in cui viene sostanzialmente deciso il passaggio del Veneto al Regno d'Italia. Il primo di questi trattati, che prevede appunto il passaggio del Veneto al Regno d'Italia, è il trattato di alleanza tra Prussia e Italia dell'8 aprile del 1866, quello che precede appunto lo scoppio della guerra. In base a questo trattato di alleanza, in caso di vittoria delle due alleate, cioè della Prussia e dell'Italia, contro l'Austria, il Veneto sarebbe passato all'Italia, al Regno d'Italia. In realtà pochi sanno che viene stipulato un accordo segreto il 12 giugno del 1866, quindi poco prima dello scoppio della guerra, tra la Francia e l'Austria. È una sorta di accordo un po' estorto da Napoleone III all'imperatore Francesco Giuseppe. In base a questo accordo, Napoleone III sostanzialmente prometteva all'imperatore austriaco di rimanere neutrale nel corso della guerra appunto che stava per scoppiare, e in cambio di questa neutralità l'Austria avrebbe dovuto cedere il Veneto al Regno d'Italia. E tra l'altro questo accordo viene tenuto nascosto all'arciduca Alberto, che era il comandante dell'Armata del Sud, quella quindi che doveva combattere sul fronte veneto, proprio perché i soldati austriaci di fatto andavano a combattere per un territorio già ceduto, cioè era già prevista la cessione, indipendentemente dal risultato della guerra. Perché? Perché in realtà Napoleone III era convinto che l'Austria avrebbe vinto la guerra. Diciamo che la potenza militare prussiana è una sorpresa un po' per tutti. Ecco, quindi in base a questi due trattati, l'Italia, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta, avrebbe ottenuto il Veneto, quindi in teoria siamo in una botte di ferro.
Cos'è che complica le cose? Complica le cose proprio la sconfitta dell'Austria. L'Austria il 3 luglio viene sconfitta a Sadova dalle truppe prussiane. Il giorno dopo, per richiamare le sue truppe dal sud, quindi dal fronte italiano, al nord, decide di cedere, cioè di chiedere la mediazione a Napoleone III, cedendogli il Veneto. Quindi l'Austria cede il Veneto a Napoleone III perché vuole stipulare il prima possibile un armistizio con l'Italia e richiamare appunto le sue truppe verso il nord. Napoleone III pubblica subito questa notizia, la fa pubblicare sul Moniteur, un giornale francese, e quindi la rende subito pubblica, mettendo in grave difficoltà il governo italiano. Perché? Perché in realtà il governo italiano vuole sì ottenere il Veneto, ma tramite una cessione diretta dall'Austria, non tramite la mediazione della Francia. Cioè non vuole che il Veneto passi all'Italia quasi come fosse un regalo fatto da Napoleone III. Perché? Perché si teme che in cambio di questo regalo Napoleone III chieda qualcosa, in particolare si teme che chieda la rinuncia a Roma. E quindi cosa fa il governo italiano? Cerca di prendere un po' tempo, soprattutto per quanto riguarda la stipulazione dell'armistizio con l'Austria, diciamo la tira un po' per le lunghe. L'armistizio infatti verrà firmato soltanto il 12 agosto a Cormon. Nel frattempo la Marmora, che era a capo del generale La Marmora, ordina al generale Cialdini di entrare in Veneto perché sarebbe stato ancora diciamo più umiliante ricevere il Veneto dalle mani di Napoleone III senza nemmeno averci messo piede. Il 6 luglio quindi Cialdini con le sue truppe entra in Veneto e le truppe italiane si insediano nel territorio ad eccezione che nelle piazze forti che rimangono controllate dagli austriaci. E tra l'altro vengono inviati subito anche commissari regi da parte del governo italiano e addirittura in breve tempo entrano in vigore anche già alcune leggi del Regno d'Italia. E inoltre in questo periodo in cui appunto si stanno stipulando i primi accordi di pace tra l'Austria e la Prussia, vengono il 26 luglio firmati i preliminari di pace di Nicolsburg che prevedono all'articolo 6 che il Veneto passi al Regno d'Italia. In seguito ad una dichiarazione dell'imperatore francese di Napoleone III, che sappiamo formalmente aveva in mano il Veneto. 3 giorni dopo, l'ambasciatore francese a nome di Napoleone III dichiara che il Veneto è acquisito all'Italia. Questo passaggio viene ribadito con la pace di Praga, sempre tra Austria e Prussia, del 23 agosto del 1866. All'articolo 2 di questa pace l'Austria sostanzialmente dà il suo consenso alla riunione del Lombardo-Veneto con il Regno d'Italia. Quindi abbiamo Napoleone da una parte appunto che dice che il Veneto è acquisito all'Italia, l'Austria dà il suo consenso, i giochi sembrano nuovamente fatti. Perché si parla di plebiscito? Come mai si ricorre al plebiscito? Allora, in base alle testimonianze dell'epoca, ad alcune memorie e anche alla stampa, il plebiscito viene imposto da Napoleone III. In realtà non è proprio così, perché poi andando a controllare i documenti diplomatici la situazione è più complessa. Il plebiscito in realtà era stato proposto inizialmente dal governo italiano. Perché? Perché il governo italiano non voleva, come ho detto prima, ricevere il Veneto come un regalo da Napoleone III, voleva una cessione diretta da parte dell'Austria. E quindi il plebiscito serviva in un certo senso a mettere in campo la volontà popolare, la volontà dei Veneti per escludere Napoleone III, per escludere la mediazione francese. E questa idea circolava negli ambienti del governo italiano ancora in maggio, cioè ancora prima dello scoppio della guerra, quando si era prospettata appunto l'ipotesi che l'Austria, per evitare che l'Italia entrasse in guerra, che l'Austria cedesse il Veneto alla Francia, che a sua volta avrebbe dovuto appunto consegnarlo all'Italia. Ecco, allora era capo del governo il generale La Marmora
E il generale La Marmora, il 14 maggio del 1866, telegrafa a Nigra, Costantino Nigra, che era l'ambasciatore italiano a Parigi, informandolo che il Veneto doveva andare all'Italia tramite un plebiscito degli abitanti e non tramite una cessione alla Francia, e che lui, pur avendo cercato in passato una soluzione pacifica alla questione veneta, preferiva la guerra ad una simile alternativa. In realtà questa alternativa si pone anche appunto dopo la conclusione delle ostilità, dopo la conclusione della guerra, e per evitarla nuovamente il governo italiano, allora che era guidato da Ricassoli, in luglio pone il plebiscito come una delle condizioni poste alla Francia e anche all'Austria per accettare l'armistizio, quell'armistizio appunto che verrà firmato a Cormon il 12 agosto. E lo scopo è sempre lo stesso, lo scopo è quello di liberarsi elegantemente, diciamo, di Napoleone III. Il problema è che Napoleone III non ha nessuna intenzione di farsi da parte e quindi l'11 agosto del 1866 propone lui stesso il plebiscito, però senza minimamente cedere di un passo, ribadendo il suo ruolo centrale. Quindi, in base infatti a quella che è la pace di Vienna, deve risultare che il Veneto è stato ceduto alla Francia e che la Francia lo consegna al Regno d'Italia previo appunto consultazione elettorale. Una volta che la mediazione francese non è eliminabile, il plebiscito perde molto del suo appeal, molto della sua importanza, tanto che il governo italiano, che prima appunto l'aveva proposto e sostenuto, ora dice che non serve più a niente. Il re Vittorio Emanuele II cerca di evitarlo in tutti i modi, creando anche qualche piccolo problema diplomatico, perché il re agisce a livello diplomatico in maniera parallela con il governo italiano, a volte crea dei problemi. È contrario al governo italiano, però diciamo Benedetto Ricastoli se ne fa una ragione, cioè una volta che non si può evitare si deve accettare. Anche la stampa veneta inizialmente è assolutamente contraria, si parla addirittura di un boicottaggio del plebiscito, perché i veneti considerano il plebiscito non soltanto un atto inutile, puramente formale, ma addirittura un'offesa nei confronti del patriottismo dei veneti. E vi leggo appunto un articolo che compare sul Corriere di Vicenza del 5 settembre del 1866, che proprio dà l'idea di questa opposizione forte della stampa al plebiscito. Un plebiscito a noi. La coscienza degli italiani si solleva indegnata davanti a tale mostruosità. E i veneti, che per acquistare la propria indipendenza, per unirsi alle sorelle province, non pensarono mai che per quanto grande sacrificio alcuno potesse a loro sembrare penoso, davanti a questa inattesa provocazione dalla Francia, davanti a questa ingiuriosa pretesa dell'imperatore, sentono che avere un sacrificio cui piuttosto di sottoporvisi avrebbero per anni ancora perseverantemente protratta la loro lotta di sventure e dolori, sicuri nella giustizia del loro diritto, tranquilli nella forza della nazione. Perché il sacrificio che ora si vorrebbe ad essi imporre è un sacrificio di dignità nazionale. Il plebiscito da noi manifestato in tanti modi solenni e suggellato col nostro sangue in tutte le battaglie dell'indipendenza italiana, dovremmo noi profanarlo ripetendolo davanti a un commissario francese? No, per il nostro diritto di veneti, per il nostro decoro di italiani, non piegheremo mai il capo a questa invereconda commedia. Ecco, questo è il clima che si respira anche in Veneto, poco prima del plebiscito. Poi, non potendolo evitare, anche i patrioti veneti fanno di necessità virtù, e la stessa stampa poi farà propaganda a favore del plebiscito, considerando sì inutile, ma diciamo un'ulteriore prova del sentimento patriottico dei veneti. Non è tutto finito qui, perché continua il braccio di ferro tra Italia e Francia, con il povero Costantino Nigra che non sa più cosa fare, nel senso che le trattative sono molto lunghe, complesse, difficoltose e a tratti sembra arrivare alla rottura tra Italia e Francia. Alla fine si riesce ad arrivare ad un accordo riguardante la modalità di cessione del Veneto da parte della Francia, e anche un accordo sulle modalità di svolgimento del plebiscito. Allora si decide che il Veneto venga ceduto ad una commissione di 3 membri
in rappresentanza appunto di tutto il Veneto, quindi il commissario francese deve appunto cedere il Veneto a questa commissione veneta e questo passaggio di mani avviene appunto, come ho detto prima, a Venezia, presso l'Albergo Europa, il 19 ottobre. Quindi il commissario austriaco cede appunto il Veneto al commissario francese Leboeuf, che a sua volta lo cede a questa commissione di 3 membri. E poi appunto il plebiscito, in base agli accordi presi con la Francia, viene organizzato dal governo italiano in accordo con i vari comuni. Dopo però la cessione della Francia, quindi appunto dopo il 19 ottobre. E su questo punto il commissario francese insiste molto, tanto che quando il decreto di pubblicazione del plebiscito compare in alcuni comuni e addirittura su alcuni giornali il 13 ottobre, quindi ben prima, il commissario francese minaccia addirittura di troncare ogni trattativa e quindi di non cedere più il Veneto. Però alla fine tutto va diciamo liscio, si tiene questo plebiscito e lo stesso Napoleone lo definisce un omaggio alla sovranità popolare. E qui torna appunto la questione di che valore ha il plebiscito. L'ho già detto nei video precedenti riguardanti appunto il plebiscito e i plebisciti italiani. Che valore ha? È un atto formale, evidentemente, e questo è dimostrato dal fatto che, come ho detto prima, in Veneto si sono già insediate le truppe italiane, già governano i commissari regi, sono già stati introdotti alcuni decreti, alcune leggi italiane e ad esempio, soprattutto, il 28 luglio è stato introdotto lo Statuto Albertino. Le fortezze, quelle ancora in mano agli austriaci, vengono cedute al governo italiano prima del plebiscito e soprattutto, o tra le altre cose, insomma, bisogna notare che l'imperatore Francesco Giuseppe praticamente fa consegnare la corona di ferro, che era il simbolo del dominio sul Regno Lombardo-Veneto, a Vittorio Emanuele II e questa lo fa consegnare il 3 ottobre, fin dal 3 ottobre, quindi c'è già questa sanzione anche da parte dell'Austria. Detto questo, il plebiscito come si può considerare? Beh, si può considerare un momento di festa, comunque, e di identificazione nazionale. La festa c'è talmente tanto entusiasmo che alcuni testimoni dell'epoca, cioè lo riferiscono tutti i testimoni dell'epoca, i giornali, anche testimoni o giornali stranieri, quindi non di parte da un certo punto di vista. E è anche un primo approccio di gran parte della popolazione, visto che a votare sono i cittadini maschi che hanno compiuto i 21 anni, un primo approccio con la politica, con i discorsi elettorali, con i proclami che vengono fatti nelle piazze ma anche nelle chiese, con le procedure di voto, con la lettura pubblica dei risultati. E quindi un primo contatto da parte della popolazione, soprattutto dei contadini che ovviamente non sapevano di cosa si trattasse, non erano consapevoli, non c'era una coscienza politica, però vengono portati a votare dai parroci, dai proprietari terrieri e quindi comunque un primo contatto. Ecco, bisogna stare attenti a non paragonare il voto popolare del 1866 con le consultazioni elettorali di oggi, quindi bisogna sempre contestualizzare evitando questo paragone. Riguardo invece la possibilità che il Veneto potesse rimanere autonomo, allora, diciamo che nell'estate del 1866 circolavano anche delle voci relative ad un Veneto autonomo, anzi per lo più circolavano voci di intrighi francesi che avevano lo scopo di costituire un Veneto autonomo che in realtà avrebbe indebolito il Regno d'Italia. Un governo si pensava di far tornare appunto a capo del Veneto Massimiliano d'Asburgo, che era il fratello dell'imperatore d'Austria e che già era stato governatore del Regno Lombardo-Veneto tra il 1857 e il 1859 e aveva saputo, diciamo, catturare la simpatia anche delle elite venete proprio per i tentativi che aveva fatto, anche se inutili, di concedere una maggiore autonomia sia amministrativa sia politica anche militare al Veneto. E poi lo stesso governo austriaco sembrava favorevole a costituire appunto un governo autonomo di cui garantire l'indipendenza per 5 anni.
Però queste sono delle voci che corrono, se non addirittura appunto anche dei timori, nel senso che ovviamente sia la Francia che l'Austria diciamo che premevano per indebolire lo Stato italiano, per mantenerlo debole in modo da continuare ad esercitarvi la propria influenza. In realtà un Veneto autonomo non sarebbe stato fattibile, cioè una novella Repubblica di Venezia difficilmente avrebbe potuto sottrarsi all'influenza di qualche potenza straniera, come dimostrano appunto i tentativi francesi e austriaci, e soprattutto difficilmente avrebbe potuto sottrarsi al rischio, alla prima occasione, di cadere sotto il controllo della grande potenza di turno. Per questo, appunto, bisogna sempre, quando si fa riferimento alla questione veneta, bisogna considerare che in realtà non è una questione meramente locale, neanche nazionale, ma è internazionale. Cosa vuol dire? Che a decidere nel 1866, visto che è intorno a questo argomento che si parla sempre di truffa, no? Ma a decidere nel 1866 in realtà non sono i veneti, ma non sono neanche gli italiani, non è neanche il governo italiano. A decidere è il gioco gioco di potere tra le varie potenze europee. E quindi è importante, per capire anche la nostra storia locale e nazionale, considerare appunto anche il contesto internazionale. Per questo motivo, in uno dei prossimi video vi parlerò proprio della questione veneta, considerata appunto in questa sua dimensione non soltanto locale, ma anche appunto nazionale e internazionale. Grazie a tutti.